biglietto, per favore. Grazie. Buon divertimento. Ah, molto gentile. Ehi, ecco la donna dei miei sogni. Se vuoi un po' di compagnia, noi siamo liberi. Dai, insisti, che questa ci sta. Ha proprio l'aria della porcona. Ehi, ragazzo, se ti riferisci a tua sorella, hai ragione. È proprio una porcona. Sa fare dei giochini incredibili. Ma allora la conosce, perché tua sorella fa certi lavoretti. Gianni, Ciao, Eva. mi hai spaventata. Ah sì? Mi trovi così brutto? No. Non sei poi così tanto male. Gentile. Grazie per il complimento. Dov'è Angela? Non lo so, è uscita. Ti va di fare una nuotata? Certo. Mi cambio in un attimo. Ok. Guarda che roba. E quello che ci fa qui? Non lo so, ascolta, una donna sola. Sta zitto. Che stronzo. Non c'è più niente da fare, il cinema è proprio in crisi, neanche il sesso tira più. Non so chi me lo fa fare a tenere aperto. Ci si mette anche il bel tempo, poi. Oh mio Dio! Me lo diceva l'oroscopo che sarebbe successo qualcosa di emozionante in questi giorni. Ma stia calmo, ho finito adesso. Avanti, la smetta, la prego, la smetta. Piano, piano. Non è meglio se chiamo la polizia. Chiama l'ambulanza, la polizia, chiama chi vuoi, ma muoviti per Dio. Piano su. Signora! Mi ha riconosciuto, ne sono sicuro. No. Nessun problema. Mi farò vivo io quando sarà il momento. Mi racconti tutto dall'inizio. Avevo appena raggiunto la porta della toilette. Stavo per entrare quando qualcuno mi ha spinto dentro con forza. Mi teneva la mano premuta sulla bocca per impedirmi di chiedere aiuto. Ha cominciato a dirmi delle cose oscene. Aveva un cappuccio nero in testa. La sua voce, sarebbe in grado di riconoscerla? È difficile perché ero così frastornata. Non so, poi ha cominciato a denudarmi e a picchiarmi con violenza. Poi ha preso una bottiglia per terra e l'ha rotta. Ah sì, mi pare che indossasse un paio di jeans e una maglietta. Ha avvicinato il becco della bottiglia al mio viso. Mi ha sfregiato prima sul seno e poi sulla bocca. Ho creduto che volesse uccidermi. Poi, di nuovo con le minacce. Ha detto che mi avrebbe sventrata se solo avessi provato a urlare.
Ha approfittato di lei, insomma, l'ha violentata? Sì, l'ha fatto. E nel peggiore dei modi. Ha usato la bottiglia come se fosse un fallo. Con violenza, con disprezzo, con rabbia. Poi ha smesso di parlare. Ho trovato il coraggio di alzare gli occhi e di guardarlo in faccia. C'era tanto odio nel suo sguardo. Poi, all'improvviso, ha ricominciato con le minacce. Ha detto che mi ucciderà prima o poi. Senza fretta. Mi ucciderà quando lo vorrà lui. A un certo punto c'è stato un rumore. Forse qualcuno che aveva bisogno della toilette. Mi ha spinto per terra con forza. Poi mi ha preso la testa e me l'ha sbattuta contro lo specchio. Mi dica, che lei sappia, c'è qualcuno che la odia così tanto da volerla uccidere? Assolutamente no. Forse qualche uomo deluso. Il mio matrimonio è più che perfetto. Sono sposata con un uomo importante, Gianni Baldwin. C'è un ottimo rapporto tra noi e non ho nessuna relazione extraconiugale. Deve capirmi, signora. Non posso trascurare nessun dettaglio. Adesso la faccio riaccompagnare a casa. Ne riparleremo con calma tra qualche giorno, quando si sarà ripresa, d'accordo? Grazie, ispettrice. Ispettore, mi chiami pure ispettore. Mi scusi. Fa tutto quello che ti pare e piace, ma non voglio che nessun giornale diffonda la notizia. Non me ne frega un cazzo! Il tuo stipendio prevede anche i miracoli. Questi idioti della polizia hanno passato la notizia ai giornali. Io mi domando come si fa ad affidare un caso come questo a una donna. È una cosa senza senso. Quell'ispettore mi sembra molto in gamba. Non occorre che tu la difenda. Piuttosto vuoi dirmi che cosa ci sei andata a fare in un cinema come quello? E adesso non provare a dirmi che non sapevi che tipo di gente lo frequenta. Ho visto nel manifesto del film che ci lavorava una ragazza che conosco, una modella. Te la ricordi, Terry? Sai, quella americana che ha lavorato con noi per un po' di tempo. Sì, me la ricordo. Ero curiosa di vedere come recitava. Immagino che certi lavoretti li faccia molto bene. Non essere volgare, Gianni. Ah, io sono volgare e tu che vesti come una puttana? Beh, me ne vado a letto. Sono proprio a pezzi. Vuoi che ti accompagni? No, non ti preoccupare, Eva. Resta pure. Buonanotte, Gianni. Notte. Buonanotte, Angela. Povera Angela, quel maniaco avrebbe potuto ucciderla. Magari lo avesse fatto. Sarei l'uomo più felice del mondo se riuscissi a liberarmi di quella donna. È che non credo a certi colpi di fortuna. La fortuna ha bisogno di essere aiutata. Che cosa vuoi dire? Per oggi ho finito, dottor Baldwin. Ok, grazie Rosie. Buonanotte. Buonanotte, signore. Buonanotte, signorina. Buonanotte, Rosie. Mi ci vedresti nel ruolo della signora Baldwin? Saresti perfetta. Ma un divorzio comprometterebbe la mia carriera. Senti, io non ne capisco niente di politica, ma possibile che ancora oggi uno che divorzia faccia scandalo? Quello che dici è vero. Però la politica mi permette di vivere come pochi possono fare.
Questo è un aspetto un po' più interessante che non va sottovalutato. Certo, se restassi vedovo avrei risolto tutti i problemi. Potrei risposarmi. Con me? In questo caso bisognerebbe incoraggiare il maniaco. Lei si definisce una donna romantica? Sì, credo proprio di sì. Dietro un grande uomo si nasconde sempre una grande donna. Questo vale anche per lei? Sono la meno adatta a rispondere a questa domanda. Posso dirle che seguo con il dovuto distacco la carriera di mio marito. Mi piace il verde, andare a cavallo, il contatto con la natura. È difficile essere la moglie di un brillante uomo politico? Io penso che sia sempre molto difficile essere una moglie, qualunque sia il lavoro del marito. A Margaret, del Corriere. È Piacere. venuta qui per un'intervista. Lei è Eva Lindstrom, una mia carissima amica. Una top model. Ah, lei era una promettente stilista. Aveva un suo atelier. Come mai ha lasciato perdere? Glielo ha chiesto suo marito? No, è solamente che gli affari non andavano troppo bene. Sa, io ho un carattere molto particolare, sono un incostante e naturalmente ci metto poco a stancarmi delle cose. Anche degli uomini? Soprattutto degli uomini. Scherzi a parte, il mio matrimonio gode di ottima salute, almeno così credo. Se non sbaglio, qualche tempo fa lei è stata vittima di un'aggressione. Forse questa è una domanda troppo indiscreta. Sì, mi sembra una domanda indiscreta. E se questo è il vero motivo della sua intervista, mia cara signora, io penso che non abbiamo più nulla da dirci. Eva, accompagna la signora. Buongiorno. Ecco a lei, signora. Molte grazie. Non voglio farti del male. Devo soltanto parlarti. Se non scende subito mi metto a urlare. Calma, sono il proiezionista del cinema Astra. Credo che noi due dovremmo parlare, non trova? È meglio che ce ne andiamo in un posto un po' più tranquillo, mi creda. È molto noioso il mio lavoro. Mi danno una miseria. Ma io ho trovato lo stesso il modo per divertirmi. Ormai mi sono stancato di vedere quei film. Sono tutti uguali. Così preferisco spiare le signore mentre si chiudono nelle toilette. È stato semplice. Mi è bastato soltanto allargare una piccola fessura nel muro. Mi capita spesso anche di vedere delle coppie che si chiudono dentro per fare i loro porci comodi. È molto divertente, sai. Ma il tuo spettacolo è stato di gran lunga il migliore. Te lo posso assicurare. Quando sei entrato nella toilette mi sei piaciuta subito. Senza sapere che spettacolo mi avresti regalato. Sono rimasto molto sorpreso quando hai cominciato a strapparti il vestito. Che cosa vuoi da me? Non lo so il motivo della tua messa in scena e non mi interessa neanche saperlo. Mi sono informato bene e so che i soldi non mancano certo a tuo marito. E un po' di soldi in più aiutano a vivere meglio, a togliersi qualche piccola soddisfazione. E quanto ti serve per dimenticare? $50.000 diciamo che possono bastare. Non sono pochi. Mi ci vorrà del tempo. Per una signora come te,
sono una sciocchezza. Tuo marito è un uomo ricco. Sono sicuro che domani sarai in grado di portarmeli. Ho bisogno di più tempo. Sono sicuro che domani me li porterai. Altrimenti sarò costretto a chiederli a tuo marito. D'accordo, farò il possibile. Aspetta un momento. Non vorrai mica andartene senza neanche avermi dato un piccolo anticipo. Non è possibile. Ti devi arrendere, Gian. Con me non ce la puoi fare. Sono più forte di te. E non solo a scacchi. Lo sai che non mi piace perdere. Ma va? Non l'avevo capito. Vi pensavo già a tavola, credevo di essere in ritardo. Abbiamo preferito aspettarti. Diventa sempre più difficile trovare qualcosa da mettersi. Per trovare una camicetta decente ho dovuto girare tutte le boutique della città. Qualcosa che non va? No, va tutto bene, grazie. Il pranzo è pronto. Grazie, Rosy. Ci pensi tu a sistemare questi fiori? Oh, mio Dio, che giornata. Posso? Grazie. Ci sono 2 momenti in cui non si può rinunciare a una sigaretta, dopo un caffè e dopo aver fatto l'amore. Caro, avrei bisogno di altri soldi. Devo pagare alcuni conti del ricevimento. E di quelli che ti ho dato l'altro ieri, che cosa ne hai fatto? Niente di particolare, sono finiti, tutto qui. È già tardi. Oggi ho una giornata molto impegnativa. È meglio che vada. Puoi darmi un passaggio in centro? Ma certo, con piacere. Se vuoi ti accompagno io. Credevo che volessi riposarti. Sì, è meglio. E poi forse tu hai un appuntamento. Niente di importante. Non è che per caso hai un fidanzatino che vuoi tenere nascosto? Non dedico molto tempo agli uomini, ormai dovresti conoscerli. Ciao, Angela. Questo è tutto quello che sono riuscita a trovare. Secondo me non ti sei impegnata molto. Ti ho detto che ho bisogno di qualche altro giorno. A occhio sono veramente pochini. Non erano questi i patti. Ho bisogno di più tempo. Potrei anche darti un po' più di tempo. Ma tu dovresti essere un po' più carina con me. Ho detto che pagherò, ma non avrai nient'altro da me. Invece a me è venuta un'idea davvero forte. Ti conviene darmi retta se non vuoi che mi arrabbi, sai? Andiamo. Ti piace farlo al cinema, vero? E io ti accontento. No, lasciami. Il divano mettetelo in fondo. I tappeti vanno portati tutti nel garage. Mi raccomando, non rovinateli. Rosy, dopo che hai sistemato lì, controlla che in giardino sia tutto a posto. Ah, bene, vedo che già siete al lavoro. Oh, sei già qui, mi hai rovinato la sorpresa. Oh, scusami, se vuoi torno più tardi. Ma no. Ah, non te l'avevo mai visto. Carino. Sì, l'ho appena comprato e non ho resistito ad indossarlo. E quello che avevi dove l'hai messo? L'ho buttato, era un modello vecchio e poi non mi piaceva più. Che ne dici di riempire quell'angolo con i fiori? Mi sembra veramente una buona idea. Sarà una festa bellissima. Ah, quella poltrona va lì. Buonasera. Ma sei proprio sicura della storia del maniaco? Ma certamente. Me l'ha detto la mia domestica, che è una grande amica della cassiera di quel cinema. È scandalosa. Non mi pare che l'aggressione le abbia tolto la voglia di mettersi in mostra, non credi? Certe donne poco di buono ci nascono.
Non lo so, arriverà. Oh, grazie, caro. Proprio non me l'aspettavo. È un regalo bellissimo. Tesoro, non ti sembra di aver bevuto un po' troppo? Oh, ma che dici? Anzi, penso proprio che sia il caso di movimentare la festa, altrimenti si corre il rischio che diventi un mortorio. Sta facendo di tutto per rendermi ridicolo. Stronzo. Che cosa ne dice di suonare qualcosa di più allegro? Qualcosa con un po' più di ritmo? Certo. Ok? Ah, sì, mambo! Ah, magnifico! Angela, ti si è sciolto il trucco. Ti conviene andare in bagno a sistemarti. Ti aspettiamo sì, per la ci torta. vado. Angela, eccomi. Sono tornato. Volevo esserti vicino il giorno del tuo compleanno. Non mi sono dimenticato di te. Era dietro quella porta. Sì, io l'ho riconosciuto. Era la sua voce. Calmati adesso. Non è successo niente. Hai solo bevuto un po' troppo. Mi devi credere, ti dico che era dietro quella porta. Chi? Lui, il maniaco, l'uomo che mi ha violentata. È meglio che ti stendi un po' sul letto, non è il caso che ti vedano in questo stato. Vieni. Forza. Eva, non toccare niente. Chiama subito la polizia. Sbrigati, Eva. Ora è tutto finito. Calmati, amore. Le ho dato un sedativo. Me l'ha consigliato il dottore, ha avuto una crisi isterica. È il minimo che le potesse accadere. Mi sarei stupita del contrario. Purtroppo è come temevo, il maniaco è tornato a farsi vivo. Questo lo so anch'io, però lei non ha fatto nulla perché non avvenisse. E come potevo evitarlo? Anche in una piccola città di provincia le violenze a donne sole sono centinaia. Il più delle volte non hanno un seguito. Questo sta diventando un caso particolare. Che cosa intende fare per proteggere mia moglie? Intanto metterò un agente a sorveglianza della villa. Lei possiede un'arma? Sì, ce l'ho. È meglio che insegni a sua moglie come si usa. Potrebbe esserle utile.
Poi mi serve una lista degli invitati e del personale di servizio, naturalmente. Non le consento di fare insinuazioni tendenziose sui miei ospiti. È gente assolutamente rispettabile. Questo non lo metto in dubbio. Ma se non le dispiace, non cerchi di intromettersi nel mio lavoro. Forse lei, mio caro ispettore, non ha capito che la vita di mia moglie è in pericolo e io... ne parlerò con il suo superiore. Sono grande e vaccinata. Sopravviverò anche alle sue pressioni. Parlerò io stessa col mio superiore. Comunque gradirei che domani si presentasse nel mio ufficio. Vorrei che mi chiarisse alcuni punti oscuri. Buonanotte. Stronza. Potevi sforzarti di essere un po' più carino. Sarebbe meglio saperla dalla nostra parte, quella, piuttosto che averla come nemica. La trovo irritante, è una sporca femminista. Glielo si legge in faccia. Il mangianastri ha funzionato a meraviglia. È andato tutto liscio, visto? Voglio sfidare chiunque a poter sospettare di noi. Buongiorno, Angela. Buongiorno. Come ti senti? Bene. Vuoi? Mi fai compagnia? No, grazie, ho appena fatto colazione. Io ho una fame, invece. Farei bene a metterti in forze, sai. Giù c'è l'ispettore che ti aspetta. Vi conoscete da molto tempo? Quasi 3 anni. Eva era la mia modella preferita. Continua a fare l'indossatrice? Certo, sono sempre stand-by, ma tra una sfilata e l'altra ci sono momenti di noia. E quando capitano questi momenti non ha altri interessi? Vede, in questo somiglio ad Angela. Sono molto pigra. Pronto? Ciao, Angela. Sono di nuovo io. È lui, che faccio? Lo faccia parlare. Volevo solo sapere se ti era piaciuta la sorpresa che ti ho fatto. Presto verrò a trovarti, ma questa volta di persona. Chi sei? Chi sei? Cosa vuoi da me? Per te sarà un'altra imprevedibile sorpresa. Adesso ti lascio. So che hai gente. Calmati. Ti ho chiamato per una cosa urgente. Ti ascolto, parla. Immagino che ti serviranno dei soldi. Tu mi hai sempre capito al volo. Devo assolutamente tornare in Sud America e sono al verde. Sono disposta a darti il doppio di quello che ti serve. A che cosa devo tanta generosità? Devi soltanto farmi un grosso favore. Dimmi di che si tratta. Miss Eva ha detto che dovevo riferirle che lei sarebbe uscita. Bene, Rosy. Allora vuol dire che sarai tu a darmi una mano. Bisogna fare il cambio del guardaroba. I vestiti di Eva potremmo portarli in camera sua. Anche le borse? Aspetta che controllo se dentro c'è qualcosa. Se deve fare uno scherzo a qualcuno, abbiamo dei giochetti nuovissimi, dei marchingegni davvero sofisticati. Non l'ho mai vista qui, signore. È la prima volta che viene? Sì, me ne ha parlato una mia amica, una biondina. È venuta qui qualche giorno fa. È alta, fa la modella. Sì, certo, me la ricordo benissimo, un bel tipo. Molto carina, l'ho servita proprio io. Mi pare che abbia comprato una bambola. Vuole accendere? No, grazie. Niente paura, è solo uno scherzo. Carino, me ne mostra uno? Oh, certo, signora, molto volentieri. Grazie. Mi spiega come funziona? È semplicissimo. Basta solo inserire una cartuccia e sistemare bene il meccanismo. Lo scoppio si può avere alla prima, alla seconda o alla 10ª accensione. E non c'è il rischio che possa scoppiare in mano?
È possibile, ma le cartucce che noi forniamo sono del tutto innocue. Se fosse riempito da una forte quantità di polvere da sparo, potrebbe diventare una bomba, molto pericolosa. Potrebbe uccidere? Penso di sì. Chissà per quanto tempo ancora dovrò occuparmi di questo caso. Il marito non vuole collaborare. È proprio una merda d'uomo. È uno stronzo. Mi piacerebbe tanto metterlo dentro. Pensi che sia lui il colpevole? No. No, purtroppo. Sia Baldwin che la biondina hanno un alibi di ferro. Quando il maniaco stava minacciando la signora Baldwin, loro erano in compagnia di gente importante pronta a testimoniare in loro favore. E la cameriera? Di solito ne sanno sempre più di quello che dovrebbero. Ti ringrazio per il suggerimento, ma ci ho già provato. E sai con che risultato? Disastroso. Ero scesa per vedere delle vetrine e quando sono tornata all'auto ho trovato la bambola. Passa tutto alla scientifica, ma anche se come al solito non ci saranno impronte. Ok. Che brutta storia. Le posso dare qualcosa da bere? Sì, ma qualcosa di forte. E se questa persona appartenesse al suo passato? Non lo si può certo escludere. Ho saputo della tragedia che le è capitata quando era bambina. Mi creda, le sono molto vicina. Anche a me è successo quando ero ragazza. Subì un tentativo di aggressione da parte di un folle. Certo, la violenza che ha dovuto sopportare lei è stata molto più grave. Mi rendo conto che è difficile dimenticare. Tutti quegli anni passati in una clinica e suo padre è arrestato perché uccise il suo aggressore. Non è facile, la capisco. Mi scusi per averla giudicata una donna frivola. Mi dispiace molto di aver frainteso. Chi c'è? Devo decidermi a cambiare il neo.
Qualche notizia interessante? Le solite cose, niente di sensazionale. Io esco. Eccoti qui i soldi che ti ho promesso. C'è anche un biglietto per Caracas. Pensi a tutto, come sempre. Non c'è che dire. Quando hai intenzione di partire? Se è possibile, oggi stesso. Perfetto. Spero di non rivederti mai più. Non è carino da parte tua. Mi pare di aver fatto un lavoretto pulito. Come quella volta col macellaio, te lo ricordi? Povero papà. Quando si rese conto che eri stato tu a vendicarmi, non ha esitato a prendersi la colpa. Ed è morto in carcere. Ehi, dimentichi l'accendino. Te lo regalo. Addio. Io non ho ricevuto aiuto da nessuno. Quello che ho me lo sono sudato. Ho dovuto lavorare sodo per la mia posizione. Invece a te è bastato soltanto un matrimonio. Quindi tu pensi che ti abbia sposato per i soldi, non è così? Non mi risulta che ti facciano schifo, tutt'altro. Sì, forse hai ragione, è vero, i soldi non mi fanno schifo, ma tu sì. Buonanotte. Sei una pazza, una povera isterica. Ascolta, non devi mostrarti aggressivo. Devi imparare a controllarti. Ti sembra una cosa facile? Non riesco più a sopportare la presenza di quella stronza. Cerca di resistere, non sarà per molto. Devi solo sforzarti di essere carino con lei. Sì, certo, hai ragione. Mi controllerò. Mi dispiace. Quello che ti ho detto non lo pensavo. Scusami, Angela. Da un po' di tempo siamo molto nervosi e non sempre riesco a comportarmi come vorrei, soprattutto con te. Probabilmente hai ragione tu, siamo soltanto un po' nervosi. Non hai più nessun motivo per essere tesa. Capisco quello che hai provato, ma non hai più nulla da temere adesso. Quel mitomane è sparito, volatilizzato nel nulla così come è arrivato. Si è trattato solo di uno scherzo, un maledettissimo brutto scherzo. Ti sono vicino, Angela. Ti prego di credermi. L'unico maniaco che devi temere ora sono io. E in questo momento ho una gran voglia di fare l'amore con te. Questo non mi ci voleva. Così in anticipo, proprio in questo weekend che vado fuori con il mio ragazzo dopo tanto tempo. Con un po' di buona volontà lo farei divertire lo stesso. Puoi scommetterci, altrimenti c'è il rischio che gli venga l'idea di mettermi le corna. È un tipo molto focoso. Ci sono novità sul caso della Baldwin. Fortunatamente dopo la storia della bambolina non si è più fatto vivo il maniaco. Ma lo sai che quel tizio che hanno investito l'altra settimana lavorava nello stesso cinema dove l'hanno aggredita? Come fai a saperlo? Ci sono andata io, sul luogo dove è accaduto l'incidente. Che strana coincidenza. Quell'uomo è morto e il maniaco sembra scomparso. Chi è stato a investirlo? Anch'io sarei curiosa di saperlo. Mi stanno proprio sulle palle quelli che mettono sotto le persone e poi scappano. Che amore, sei davvero stupenda. Grazie. È tua madre? Sì, è morta quando ero bambina. Le somigli molto. E questo chi è? Davide, era mio fratello. Perché ne stai parlando al passato? È morto qualche tempo fa, in Sud America, in un incidente. Mi dispiace.
Non mi va di parlare di cose tristi. Ehi, è stata davvero una grande idea, quella di farti telefonare. Angela, eccomi. Sono tornato. Volevo esserti vicino il giorno del tuo compleanno. Non mi sono dimenticato di te. Eva, sono esausta. Siediti qui, stammi vicino. Ma certo che ti sto vicino. Su, ora rilassati. Non ti devi preoccupare. Il nostro piano è perfetto. Non c'è motivo di temere. Ma se qualcosa non andasse per il verso giusto? Lascia fare a me. Gianni ci è cascato come un novellino. Non riuscirò a reggere ancora per molto questo gioco. Sarebbe una follia mollare in questo momento. Va tutto per il meglio. Nessuno sospetterà mai di noi. Puoi stare tranquilla. È Rosy, maledetta spiona! Fermati, Eva! Guarda, il registratore e la cassetta che avete usato il giorno della mia festa. Se non la prendiamo è la fine. Calma, Rosy. Perché tanta fretta? Dove stavi andando, eh? Io credo sia meglio fare due chiacchiere, non trovi? E ora che si fa? È finita per noi. No, non dire stronzate. Dobbiamo solo modificare il piano e accelerare i tempi. Che vuoi dire? Semplice. Basterà mettere i nastri con la voce del maniaco in camera di Rosy, in modo da collegarla a Gianni. Quando la polizia li troverà, non ci metterà molto ad intuire che i due erano complici. Come vedi, è semplicissimo. Sì, e del cadavere che cosa ne facciamo? Lo nasconderemo, facendolo riapparire al momento giusto. Chi può essere? Cristo, non lo so. Dammi una mano a sistemare Rosy nel cofano. Buongiorno. Buongiorno. Salve. La mia è soltanto una visita di cortesia. Spero di non disturbare. Niente affatto, ispettore, ci mancherebbe altro. Le posso offrire qualcosa? Grazie. Ci sono stati nuovi sviluppi? Grazie a Dio no. In questi ultimi giorni il maniaco non si è fatto più vivo, per mia fortuna. Molto meglio così. Probabilmente si è trattato di uno scherzo di pessimo gusto e per niente piacevole. Nel 90% dei casi è sempre così. E nell'altro 10% dei casi? È meno piacevole, gliel'assicuro. Io credo che a questo punto la sorveglianza alla villa sia diventata del tutto inutile, non trova? Sì, sono d'accordo. Mi dica una cosa. Per caso conosceva il proiezionista del cinema dove è stata aggredita? Mi pare si chiamasse Frank Evans. Frank Evans? Mai sentito nominare. Ma perché me lo chiede? È morto. È stato investito da un pirata. Ma è soltanto una mia ipotesi. Un'idea che mi è saltata in testa. Se il maniaco fosse quell'Evans, i tempi sarebbero giusti. Dopo la sua morte, lei non ha ricevuto minacce di alcun tipo. Ma per quale motivo avrebbe dovuto avercela tanto con me? E chi può sapere che cosa passa per la testa di certa gente? Gliel'ho detto, è soltanto una mia ipotesi. Entriamo in casa? Vieni anche tu, Eva. Sì, vi seguo.
Per un momento mi sono vista perduta. Anch'io. Ma per fortuna ci è andata bene. E con quello che cosa ci vuoi fare? Soltanto un piccolo ritocco. Il biglietto da visita del maniaco. Vuoi che ti prenda anche il completo gessato? No, non importa, tanto poi non me lo metto. Ma dov'è Rosy? Perché non hai fatto preparare la valigia a lei? Si è presa un giorno di libertà. Accidenti. Proprio oggi doveva prenderselo. Sai, aveva un impegno. La verità è che nessuno ha più voglia di lavorare. Rosy è fidata, anche se a volte fa quello che vuole. Meglio tenersela stretta. Sì, lo so, però non si deve esagerare. Quando ti servono, non ci sono mai. Hai ragione, ma purtroppo è così. Grazie, Karen. Mi dispiace saperti sola. Avrei preferito che Eva restasse con te. Anch'io, ma il lavoro è il lavoro. E comunque 2 giorni passano in fretta. Non ti devi preoccupare. Sono pronta. Ah, Angela. Questa è meglio che la tieni in camera tua. Mi raccomando, è carica. Sai come usarla in caso di bisogno. Ok? Spero non sia necessario. Me lo auguro. Ti chiamerò non appena arrivo. Andiamo, Eva. Siamo in ritardo. È meglio sbrigarci. Ok. Ciao, Angela. A presto. Ciao, tesoro. Ciao. Eri molto convincente quando le hai detto che ti dispiaceva partire. Sono un bravo attore. Per questo diventerai un buon politico. Non ti pare rischioso averle lasciato la pistola? Cosa credi, che sia stupido? L'ho caricata a salve, naturalmente, non si sa mai. Sbrigati, altrimenti perderai l'aereo. Il tuo per Parigi a che ora parte? Tra 40 minuti. Molto bene, fa buon viaggio. E ricordati di comprare un vestito nero. Perché? Per il funerale della tua amica. Oh, dottor Baldwin, è un vero piacere rivederla dopo tanto tempo. Spero che abbia fatto un buon viaggio. Grazie. Sono molto stanco e non vorrei essere disturbato. Domattina sveglia alle 8, la chiave ce l'ha con me. Ok, sveglia alle 8. Tutto bene? Hai fatto buon viaggio? Sì, è andato tutto bene. Adesso vado a mangiare qualcosa, poi mi metto a letto. Ok. Allora ci sentiamo domani. Buonanotte.
Per un momento ho pensato che mi avessi abbandonata tra le sue mani. Mi dispiace solo che è morto senza rendersi conto di essere stato fregato da noi due, bastardo. Ora basterà mettere il cadavere di Rosy in giardino e il gioco è fatto. Non ci saranno dubbi. È chiaro che si è liberato della sua complice prima di farti fuori. Ma nel suo diabolico piano non aveva previsto che tu avresti perso l'aereo. Povero idiota. Questo qui, mia cara, ormai non serve più. Hai ragione. Ti troveranno strangolata. Ciao, sorellina. Perché vai dicendo in giro che sono morto? Me lo vuoi spiegare? Ti dispiace? Sarò convincente quando verrà la polizia e disperata per non essere riuscita a salvare la mia cara amica dal maniaco. In quanto a Gianni, non sospettavo che fosse l'assassino. È un caso che mi trovassi qui in Italia. Ho letto la notizia sui giornali. È stato veramente terribile, mi creda. Buongiorno, ispettore. Buongiorno. Salve, io sono Eva. Ero molto amica di tua sorella. Mi dispiace, avrei potuto salvarla. Non preoccuparti, tu non hai nessuna colpa. Non vi conoscevate? No, è la prima volta che ci incontriamo. Ci siamo appena intravisti al funerale. Non vedevo più mia sorella da molti anni. Ci siamo sempre frequentati poco. Pensi, non conoscevo neanche suo marito. Capisco. Però erediterà tutti i suoi soldi, visto che Baldwin non aveva nessun altro parente e che lei è quello più prossimo a sua moglie. Sì, lo so, è vero, ma i soldi non sono importanti per me, anche se non mi mancano. Tu, Eva, potrai restare qui tutto il tempo che vorrai, senza alcun problema. Ti ringrazio molto, ma devo andare a Parigi e questa volta cercherò di non perdere l'aereo. Welcome aboard TWA Flight 906 to Rio de Janeiro. The captain and his crew all wish you a pleasant journey aboard this aircraft. In a few minutes, the cabin crew will be serving refreshments. Era un piano diabolico per fare fuori la moglie. Se la biondina non avesse perso l'aereo, tutto sarebbe filato liscio perfettamente. La sera del delitto tutti lo credevano al congresso del suo partito. Invece aveva preso un'auto a noleggio che abbiamo trovato fuori dalla villa. Se avevi detto che il suo era un alibi di ferro. E invece aveva una storia con la cameriera che poi ha pensato bene di eliminare. Te l'ho detto io, le cameriere c'entrano sempre. Oh, ma io avrei giurato che se la faceva con la bionda. E poi la comparsa di questo fratello che erediterà tutto quanto. No, non mi convince affatto. Ma secondo me i due già si conoscevano. Anzi, potrebbero essere addirittura amanti. Ma c'è qualcosa di strano che non riesce a convincermi. Ehi, non ti mettere a fare il tenente Colombo. Magari fossi brava come Colombo. Lui i casi li risolve tutti. Io invece ho la sensazione che la verità in questa storia non verrà mai a galla fino in fondo. Sono convinta che riuscirai a scoprirla prima o poi. Una menta e uno scotch con molto ghiaccio, grazie. Subito, signore. È stato irresistibile sentire uno squattrinato come te dire che non ha mai avuto problemi di soldi. E quell'oca dell'ispettore c'è cascata. Adesso mi sottovaluti. Sono diventato un buon partito, ricordatelo. Non vedo l'ora di arrivare in Brasile e goderci tutti i soldi. Hai da accendere? Sì, certo. Che cos'è, una pistola?
No, è solo un accendino a forma di pistola. L'ultimo regalo di mia sorella. Strano come accendino, non trovi? Mia sorella era un tipo stravagante. Dai, accendi. Sì, grazie. Fuoco!